Conto alla rovescia che è arrivato a 0, si va in partenza per la prima delle due batterie del trofeo delle regioni. Gentleman sono in 10 il via dopo il ritiro di Zeppo Lennart Ongi. Non ci sarà quindi Lucio Curato, all'1 Tiffany TR, 2 Rotocat, 3 Vento Spritz, 4 Urder Ronco, 5 01 MMG. In seconda fila 7 Roen Pest TFT, 8 Zimajet, 9 Undinando, 10 Vasti di Poggio, 11 Top Gun America. Allenamento che è perfettamente formato. Si va in partenza. Vento Spritz subito in diatriba con Ur del Ronco, mentre sbaglia Vasti di Poggio. Vento Spritz che mantiene l'iniziativa nei confronti di Ur del Ronco. Lungo la corda c'è Tiffany TR avanti a Rotocat, mentre all'esterno c'è Undinando che precede Zimajet, ancora Top Gun America, i primi 200 in 14,6 da parte del leader Vento Spritz, che ha preso l'iniziativa nei confronti di Ur del Ronco, che è andato a mettersi secondo alla corda avanti a Tiffany TR. All'esterno risale Undinando trascinandosi Zimajet. In terza pariglia esterna c'è sempre Top Gun America che stampa alla corda Roen Pest TFT, ultima alla retroguardia. 32 per i primi 400 metri di corsa, con in vantaggio Vento Spritz nei confronti di Ur del Ronco. Undinando all'esterno lungo i birilli è sempre Tiffany TR terza alla corda. Zimajet in pariglia avanti a Top Gun America, 46,3 per i primi 600 metri, tutto comodo per Vento Spritz, il quale continua ad andare molto piano visto che all'esterno Undinando non progredisce. Ur del Ronco è sempre lì comodo secondo la corda avanti a Tiffany TR. Poi Zimajet e Top Gun America che aspettano ancora a muovere le acque. Il chilometro di Vento Spritz in 1,17 addirittura. Vento Spritz in vantaggio nei confronti di Ur del Ronco. Undinando all'esterno, ecco la mossa da parte di Top Gun America in terza ruota. Undinando che allora accelera e va a portarsi a lato di Ur del Ronco. Ovviamente accelera anche il battistrada che fa 14,8 a dritto opposto alle tribune, 1,31,8 i 3/4 di miglio. Vento Spritz in vantaggio nei confronti di Ur del Ronco. A largo sempre Top Gun America che cerca di aggirare Undinando. Si muove anche Zimajet, l'ultima curva passata dal leader in 14,6. Vento Spritz in vantaggio nei confronti di Ur del Ronco. Top Gun America e Zimajet che vengono a fare l'arrivo al centropista. Vento Spritz però è scappato da Ur del Ronco. Vento Spritz che viene a vincere nei confronti di Top Gun America. Per il terzo Zimajet, a precedere Undinando. Saranno questi i finalisti. Il successo di Vento Spritz, 1.15.1 il ragguaglio cronometrico, è bastata una chiusa in 28,9 a Giovanni Bechis e a Vento Spritz per portare a casa del signor Giuseppe Sacco il successo. Il training è quello di Alessandro Raspante, 2,25 la quota totalizzatore, giocatissimo dall'1,5 in giù sin dalla mattina. Vento Spritz e Giovanni Bechis portano a casa la batteria A del trofeo delle regioni. Andrà in finale lui insieme a Gaetano Caravello, insieme a Antonio Vitiello, Filippo Monti e Marco Scarton. Questi saranno i 5 finalisti, ovviamente salvo errori, omissioni o interventi della giuria.